Prima Timoteo, capitolo 6. Che è schiavo. Chi che si trovano in uno stato di schiavitù, falla essere chi nelle verenze, mezzo padrone loro, perché nessuno potesse avere ucanza si mettere a stemare un nome di Dio e a parlare malamente della fede nostra. E se i padroni saranno diventati cristiani, non perché questi che li schiavi non l'avessero alla verità, perché saranno diventati fratelli loro in da fede. Anzi, l'avranno servito meglio prima, proprio perché faranno un servizio per persone che credono che Dio va bene assai. Contro i falsi dottori. Che sono tutte quelle cose che tu fai imparare e raccomandare a tutta la gente. Se uno facesse imparare cose assai diverse da queste, se uno non mettesse in pratica tutte quelle parole sante di Gesù Cristo, che è il Signore nostro, e tutte imparate religione nostra, chi sta accecato e presumenza e non capisce niente. Chi sta in un malato, che cerca solo di fare questione, che si mette a chiarire in coppe parole. Arinda tutte queste cose nascono mirie, contrasti, furfeggiamenti e scongierte, tutte quelle questioni che non forniscono mai. Chi si comporta così è solo una persona squinternata e arrasata ogni verità. Gente come questa pensano che la religione potesse servire a loro solo per accucchiare ricchezza. Certa religione è una ricchezza assai rossa per chi che si accontenta che la catena, perché noi non abbiamo portato niente rinda a questo mondo e niente potremo manca portare rinda a questo mondo. Perché se ti dico, quando noi teniamo quello che ci serve per mangiare e per ci mettere in cuore, accontentammoci. Tutti quelli che vogliono fare denaro careranno rinda una tentazione, rinda una mastrilla e parecchi smani insensate e chine a ruina che fanno care l'uomo rindano scadasce e rindano zuffonda. Perché l'amore è denaro e a rare che tutto è scadasce, perché certi hanno avuto tale una smania busta te, che sono arrasate a rinda la fede e sono tormentate loro stesse con parecchie dolore. Come si da comportare l'uomo con Dio? Tu invece che si nome Dio, mandini da arrasate tutte queste cose, sforzi di campare sempre rinda la giustizia, rinda la reverenza di Dio, rinda la fede, rinda l'amore, rinda la pazienza, rinda la dolcezza. Combatte che la guerra buona è la fede. Sforzi di arrivare rinda la vita eterna, perché Dio ti ha chiamato quando hai fatto che la bella professione è fede, innanzi a tutti che li testimona, innanzi a Dio, che la vita tutte cose, e innanzi a Gesù Cristo, che facette che la bella professione è fede innanzi a Ponzio Pilato. Io ti faccio questa raccomandazione, ti scongiuro e mandane senza inguacchi e pulite chi lo comandamento che ti ha avuto, zina a chi lo giorno era venuto il Signore nostro Gesù Cristo a tempo fissato. A Dio sarà spalafagata, innanzi a noi, a chi è il sovrano, unico e viato, e il re di tutti i re, o Signore di tutti i signori. L'unico che non muore mai e sta rinda una luce dove nessuno si può accostare, e nessuno fra l'uomo te l'ha mai venuto, manco potrà avere. Innanzi a Cristo, stesse sempre, tutto l'annore, la potenza e per sempre. Amen. O dovere ricchi. A tutti quelli che tengono ricchezza rinda a questo mondo e a raccomandare che non si regnessero in audanze e presumanze e che non mettessero mai speranza loro rinda a queste ricchezze che non sono mai sicure, mettendosi invece a speranza loro rinda a Dio, perché Esso è solo chi che cangerà ogni cosa che razza. Perché noi potessimo campare felici, facessero invece sempre bene e si arricchessero in opere buone e si mutassero nei cuori sempre pronti a mettere insieme con tutte quelle catene, a così si prepareranno un tesoro per la benì per ottenere la vita vera. Ultima raccomandazione. Timò, a stipito che cura tutte quelle che ti è stato consegnato, mantieni sempre arrasate tutte quelle chiacchiere che contrastano con la fede e a tutte quelle cose che vengono rindano la coscienza favazza. Certe persone hanno voluto pretendere di avere questa conoscenza e si sono rasate a rindare la fede. A razza di Dio, stesse sempre insieme con voi.